progetto Cinema Marchesi è uno dei progetti più antichi della nostra progettazione TOF del concetto Marchesi. Inizialmente voluto da un docente che era il professore Salerno, ha avuto una vocazione più che altro legata alla critica cinematografica e quindi alla visione. Successivamente, come si conviene in tutti i progetti, c'è stata una evoluzione, quindi dalla fruizione siamo passati alla volontà della produzione. La prima produzione è stata un documentario che è stato seguito dall'attuale responsabile di progetto, che è il professore Davide Sciuto, che ha preso in carico questa azione. E già l'anno scorso abbiamo cominciato con un documentario dedicato al nostro concetto Marchesi, ovvero il latinista costituzionalista che ha dato il nome alla nostra scuola. Lungo la traccia, dei personaggi noti della nostra terra, quest'anno invece si è pensato di dare spazio a un altro personaggio illustre legato alla musica, anche perché questa scuola nel suo ampliamento dell'offerta formativa ha questa vocazione, cioè quello di dare spazio alle arti. Quale autore, quale uomo illustre poteva essere più, rappresentativo della nostra terra se non Vincenzo Bellini? Ed è arrivata qui l'idea appunto di creare una produzione su questo nostro bellissimo, giovanissimo, geniale autore. Quest'anno è stato un piacere coadiuvare i ragazzi della terza B classico, della terza C classico e anche della quarta B scientifico. Sono 20 ragazzi per la realizzazione di un documentario sulla figura di Vincenzo Bellini. Questi ragazzi finalmente hanno potuto operare in presenza. L'anno scorso abbiamo creato un cortometraggio, lavorando molto online per il Covid, sulla figura di Concetto Marchesi. E quest'anno invece i ragazzi, operando in presenza, si sono dedicati anima e corpo per raccontare la storia del grande musicista catanese a modo loro, con la vivacità e soprattutto la creatività di giovani coadiuvati dall'esperto di cinematografia Cateno Piazza, che ha svolto il ruolo di tutor esterno, e dai suoi collaboratori. Hanno, devo dire, incantato. Perché? Perché hanno raccontato le cose nella semplicità, senza cercare l'artificio, nell'estrema semplicità. È un progetto in cui veramente la grande sinergia fra cinema e formazione, cinema e scuola, è stato realizzato grazie anche alla collaborazione e alla produzione della scuola. Voglio ringraziare con grande stima la dirigente scolastico, ma voglio anche ringraziare il tutor e soprattutto i giovani che hanno veramente supportato e collaborato in questo lungo processo che può essere quello appunto del documentario. Siamo andati anche in giro per Catania, siamo andati anche a raccontare le vite degli attori ed è stato veramente un grande successo e una grande occasione di condivisione. A completamento del tutto, la produzione chiaramente non potrà restare chiusa in un cassetto, ma avrà una sua pubblicità, innanzitutto in anteprima nella nostra scuola, quindi ci sarà un momento dedicato al Cinema Marchesi per la visione di quello che è stato realizzato. Dopodiché questa stessa produzione speriamo che abbia il suo giusto successo per essere inserita anche in festival nazionali e internazionali.